C'è la telecamera, lo vedi da vicino? Eh. Io non è che li vedo. No. Gruppo Sassartiglia, un gruppo storico, 60 anni di storia, costumi spagnoleggianti per questi 23 tamburini e 8 trombettieri che ci portano i ritmi della Sardiglia oristanese. Hanno partecipato a tanti festival internazionali, manca ancora la trasferta a Minorca dove si corre una sortilla. E allora il compito di aprire con i suoni della tradizione, giudicato da Arborea, ci richiama subito alla memoria, gruppo Sassartiglia di Oristano, che accompagna da 60 anni la Sardiglia della domenica, la Sardiglia del gremio di San Giovanni, gremio dei contadini.
manifestazioni con la presenza di mezzi di trasporto che hanno accompagnato la vita dei nostri nonni e bisnonni e che ancora resistono all'usura del tempo. Seguite e conosciute in Sardegna, mi riferisco naturalmente all'Armia, il segno quest'anno portasi di giura molto Capitano che hanno voluto presenziare per testimoniare con il loro intervento l'amicizia che li lega al gruppo di Cavalieri di Dolianova, il gruppo di quarta volta che potremo firmare, tutti percorreranno il tragitto, metteremo coppia per coppia alla discesa agonistica delle Marine.
assistiamo alla sfilata dei gruppi dei pariglianti che vedremo esibirsi più in là, Pariglia di Cagliari, Roma Maggiore, Santa. Villamar, ecco, li vedremo al rientro. Comunque che c'è una rappresentanza del comune di Quartus Elena, preceduti però (28 Guasila, 24 la coppia di Genoni), siamo un po' in ordine sparso. La coppia 29, grazie della collaborazione, la coppia di San Basilio. Pregheremo le coppie di avvicendarsi in maniera un po' più spedita. Aspettava appunto di ristabilire l'ordine della sfilata la coppia di Austis, seguita dai vicini barbaricini di Ogota. Vediamo se si rispetterà ancora. La sfilata verrà percorso dalle coppie in costume, c'era già tanta gente in attesa, dunque direi di velocizzare un po'. Alcune coppie di Palermosa, poi a seguire Torianova.
coppia di Quartu che montano il cavallo che poi parteciperà anche alle pariglie. Ballao poi l'inconfondibile costume di Samuveo, due coppie ospiti. Avessero conquistato il secondo posto nella rassegna dello scorso anno, edizione 2009, Samuveo, e poi abbiamo una coppia veramente mini che accompagna l'applauso del pubblico. Questi due bambini di Nora Gugume, Antonello Spada, Martina Zeni. E poi vediamo Ottana, abbiamo intravisto poco fa, ma vediamo adesso la Puente, il tipico strumento quando in Verdule si azionano. Questa mezz'ora scarsa.
Anche questo fa Tutto io su guardo. Nella rassegna qui Giulianova dovrà venire di nuovo in costume, non facciamo l'errore dello scorso anno quando qualche coppia si è presentata alla cerimonia di premiazione già in abiti borghesi, ed ecco mi pare che arrivi la prima coppia. Costume femminile che qui manca del tipico turbante rosso, che però è più tipico naturalmente delle occasioni di gala. La gonna in panno rosso, a larghe pieghe, con una marcia inferiore di brocato giallo e il grembiule che in genere segue lo stesso motivo della marcia. A seguire la coppia di quarto, Claudio Andrea e Francesca Casula. Ecco, Giulianova. Ripeto, un saluto alla giuria serve soprattutto per valutare che il cavallo stia Elisa Tuttu. Li vedremo anche esibirsi nelle pariglie dalla cittadina, rossa cittadina industriale. La giuria qui avanti, ma grazie per la considerazione. Semini il ricco centro dell'Inter Cagliaritano, il costume maschile, si nota la camicia bianca di lino con il colletto ornato da una striscia di pizzo, mentre il costume femminile, una cuffia rossa e sopra il velo bianco. Ripetiamo a Semini, Luciano Piano, Elisa Trudu. Guasila, numero 28, Marco Magia e Enrica Scano. Parrocchiale più belle dell'isola progettata dall'architetto Gaetano Cima, e anche perché si viene Saccusa de Sacchigeta, Ferragosto. Abbastanza veloce, dopo Basile la coppia di San Basilio, ancora due giocatori, San Basilio, Ignazio Lecca e Giorgia Di Virgilio. Uno scialle nero in saltini di lana con ricapo floreale, di forma quadrata e ornato con delle frange. Dopo San Basilio, Antonio Meloni, con la Sanna, la loro seconda partecipazione.
Valdermosa, coppia, è una notazione, le bambine sono molto belle, ma abbiamo il numero, Dorianova non c'è, allora Franco, una cosa che devo fare. che a seguire noi abbiamo casa, che sia il numero 41, e Francesca ecco, Fontana, Alberto Cura e Melissa del Rio. Veloce, messo! Le pariglie, poi abbiamo Silvino e durante il lavoro daremo la classifica che avremo in coppie vincitrici davanti al palco per la cerimonia di premiazione. Da qui non potete passare. Da lì non potete passare. Sono stata anche prima, devo andare agli spazi perché Io ti metto sotto la... Sì, ma c'è un collega che non fa. Prego, come state? No. Prego, signore. Ok, grazie. Prego. No. Doppia transfena. No. Ricordate che qui sia libero, poi potete andare a... Ma non potevi avere! Davvero! Avete già capito che la famiglia di Dorianova sarà la prima ad esibirsi. Ricordiamo i cavalieri Antonio Rocci, 28 anni, Luca Zucca, 28, saranno i primi, saranno loro a dare il via. E dai, lo vogliamo anche da qua. Agonismo nel senso che non ci sarà una valutazione, ma l'impegno siamo sicuri che sarà massimo. Ripeto, Dorianova, primo premio a Fondi 2010, secondi a San Vito sempre nel 2010 e un secondo posto anche a Bonanno al Dubbio Greco 2010 e tra l'altro Antonio Rocci terzo posto alla Gincana di Duraminis. Dunque un palmarès d'eccezione per questa formazione abbastanza giovane. Terzi a Borre 2009, Maria in recentissima formazione, nonostante l'esperienza dei singoli partecipanti, corrono dal 2007 e li vedremo all'opera anche questa Sorgali, Forni, Onorai, un primo posto a Borre nel 2007 e un terzo posto sempre alla rassegna Ororese nel 2010. Poi abbiamo San Vito, la famiglia di San Vito che viene soprattutto per amicizia, non partecipa alle rassegne, diciamo alle sfide a premi. Marco Meloni, Sergio Melis e Fisio
Fabio Cucu e Mauro Mocco. San Vito è legata soprattutto alle tradizioni del loro paese, dunque vedremo Sarramadura, vedremo dell'Aurelia. Oh ragazzi, divertite. Ci vediamo presto. Ciao, Ciao. Ragazzi, però sono due ragazze. Ci pensano in due, sono più di due perché ce ne sono molte nel parco di questi cappelli Guarda, non puoi passare. se ce la fai correndo, non si vede la cosa signori. Io vedo questa cappella rossa, non tornare indietro. Fai la prova. Però se non si cose... Dove dovete andare? In fondo? Dove devi andare? In fondo? C'è il parco? E allora ti devi da dietro.
fuori, ma quello che sono, ti fa tornare indietro. Poi io ti devo anche passare, poi te l'ho detto, quello lì sono andato via. Partono da qui, signora. Le pariglie. Io scrivo 50.000 Loro sono convinti che partono da lì. E qui arrivano e è finito tutto. Invece è qui che partono. Penso che sì. Boh, e sta naviero. Quindi contento molto. Sì, come il solito, tocca essere di riauguro, o no? Te l'hai preso andare. Diavolo, così io devo inserire su telefonino. Non si vuole riservare. Se non torno io non parlo a nessuno. Va bene. Mi avvicino lì. Va bene. Sì, Da te ripreso a mangiare già passarebbe i 8 mesi. Va bene, dai, a posto. Allora è terminata la parte dello spettacolo della
Dolianova, attenzione, Andrea. Sant'Andrea Frius, numero 3, Claudio Lucia, salto sulle spalle dei due veterani, Pier Giuseppe Regaglia e Francesco Falchi, con questa figura classica, i due cavalieri lanciati che salutano il pubblico in questa pista di Dolianova. Pattana, cavalieri di Pattana. È pronto un'altra. Attenti adesso. Ma dicevi a me per la cancella? Saluto al pubblico da parte di Alessio Barracca. Ecco, Polisnano, vediamo che si posizionano subito per un 3 su 3, figura classica delle corse polisnanesi, un 3 su 3 tenuto per tutta la pista, e ora dovrebbe essere invece il turno di Assegni. Vediamo se sarà Elisa Comunua a salutare il pubblico, vediamo Assegni, non è Elisa ma è Luciano, per dopo sicuramente nelle manovre anche la loro Amazzone. Dall'inizio della pista e i cavalieri dorganesi con questa discesa d'esordio salutano il pubblico di Dolianova, numerosissimo, c'è un corpo doppio bellissimo. Ecco la figura che questo è classico, salve la verticale, bellissima Alberto, ma perché tutto voi che e Luciano Piagnardo. No, non è pubblico, abbiamo un'intesa anche loro la verticale, Sarpore come viene chiamato in gergo, bellissima figura anche questa per la maglia di Aralume. Qui a loro l'appuntamento fisso, vediamo un po' se la figura è Sarramaura, ecco che liberano, ecco il Piccioni e il petali di fiori, Sarramaura significa proprio questo, ormare le vie durante la processione con i petali fiorare le vie Sarramaura. No, il ferro di cavallo aperto. Tonella, La famiglia Bifondi, Maria Marcina, un cavallo ha perso il ferro di cavallo. formazione da Marcina e Fondi, e Manzolini del gruppo Sassantiglia, ma rivediamole, mi raccomando, tributiamo un giusto applauso. Spesso quando sono liberi dalle incombenze della danno fondo alle loro energie, la rilassatezza porta ad avere maestria nell'esibizione. Dolianova, vogliamo tutti con un applauso per la loro passeggiata di rientro, padroni di casa. Dolianova. Non so chi mi smentirà, ma così a mia memoria dovrebbe essere la prima formazione che presenta due Amazzoni. Sant'Andrea Frius, come l'hanno salutato, hanno esordito con un numero spericolato, hanno detto Safune, il cavaliere centrale che si sa sulle spalle dei laterali con l'ausilio di Lafune, poi Pattana, i fratelli Regaglia, Pattana, poi vediamo ancora. No, questo bambino qui di chi è? Torna indietro. Vai dai tuoi genitori. Di chi è questo bambino? Non lo lasci qui, signore.
Anche le discese così di qualità. Genere la prima discesa serve a assaggiare le condizioni della pista, abituare le cavalcature alla presenza del pubblico, ma questa sera veramente abbiamo assistito a delle discese d'esordio molto belle, molto sicure, di alta qualità. Vedremo adesso nella seconda tornata cosa ci proporranno i cavalieri. Uno con il cappello rosso. C'è la telecamera, lo vedi da vicino? Eh. Io non è così bello. No. Gruppo Sassartiglia, un gruppo storico, 60 anni di storia, costumi spagnoleggianti per questi 23 tamburini e 8 trombettieri che ci portano i ritmi della Sardiglia oristanese. Hanno partecipato a tanti festival internazionali, manca ancora la trasferta a Minorca dove si corre una sortilla. E allora il compito di aprire. Boh, e t'annaviero. Quindi contento molto. Sì, come un po' già che avessi di carri auguro, o no? Che le preso andare. Già, perché io devo inserire il telefono.
si vuole riserviare. Se non torno io non parlo a nessuno. Va bene, Mi avvicino lì. va bene. Sì, sì. Da che ripresa mangiando già facciamo i sottomesi, va bene, dai, a posto. Sono in due, sono più di due perché ce ne sono molti nel parco di questi capelli Guarda, Non puoi passare. e ce la fai correndo, non si vede la posizione. Ti vedi questa capella rossa? Non tornare indietro. Fai la prova. Però si vede cose. Dove dovete andare? In fondo? Dove devi andare? In fondo? Sul parco? Allora ti devi vedere da dietro. Tanto quella se la fuori, ma quello che vuoi, ti fa tornare indietro. Guarda, io ti devo anche passare, poi te l'ho detto, quello lì sono andato via. Partono da qui, signora. Le pariglie. Io scrivo 50.000 volte. Loro sono convinti che partono da lì. E qui arrivano e è finito tutto. Invece è qui che partono.
Albert, aggiù con lei. Anche questo fa parte Faccio io su guardo. Nella rassegna qui Giulianova. Prega, venire di nuovo in costume, non facciamo l'errore dello scorso anno quando qualche coppia si è presentata alla cerimonia di premiazione già in abiti borghesi. Ed ecco mi pare che arrivi la prima coppia. Costume femminile che qui manca del tipico turbante rosso, che però è più tipico naturalmente delle occasioni di gala. La gonna in panno rosso, larghe pieghe, con una... Adesso assistiamo alla sfilata dei gruppi dei pariglianti che vedremo esibirsi più in là, Pariglia di Cagliari.
Prego. No. Doppia transfina. No. Se potete che qui sia libero, poi potete andare a Avete già capito che la famiglia di Dorianova sarà la prima ad esibirsi. Ricordiamo i cavalieri Antonio Rocci, 28 anni, Luca Zucca, 28, saranno i primi, saranno loro a dare il via. Dai, lo vogliamo anche da qua. Agonismo nel senso che non ci sarà una valutazione, ma l'impegno siamo sicuri che sarà massimo. Ripeto, Dorianova, primo premio a Fondi 2010, secondi a San Vito sempre nel 2010 e un secondo posto anche a Bonanno al doppio greco 2010 e tra l'altro Antonio Rocci terzo posto alla Gincana di Muramanis. Dunque un palmarès d'eccezione per questa formazione abbastanza giovane. Terzi a Borre 2009, Maria in recentissima formazione, nonostante l'esperienza dei singoli partecipanti, corrono dal 2007 e li vedremo all'opera anche questa Sorgali, Forni, Onorai, un primo posto a Borre nel 2007 e un terzo posto sempre alla rassegna Ororese nel 2010. Poi abbiamo San Vito, la comunità di San Vito che viene soprattutto per amicizia, non partecipa alle rassegne, diciamo alle sfide a premi. Marco Meloni, Sergio Melis, Fisio Cuccu e Mauro Mocco. San Vito è legata soprattutto alle tradizioni del loro paese, dunque vedremo Sarramadura, vedremo dell'Aurelia.
Albert, aggiù con lei. Anche questo fa parte Faccio io su guardo. Nella rassegna qui Giulianova dovrà venire di nuovo in costume, non facciamo l'errore dello scorso anno quando qualche coppia si è presentata alla cerimonia di premiazione già in abiti borghesi, ed ecco mi pare che arrivi la prima coppia. Costume femminile che qui manca del tipico turbante rosso, che però è più tipico naturalmente delle occasioni di gala. La gonna in panno rosso, a larghe pieghe, con una marcia inferiore di brocato giallo e il grembiule che in genere segue lo stesso motivo della marcia. A seguire la coppia di quarto, Claudio Andrea e Francesca Casula. Ecco, Giulianova, ripeto, un saluto alla giuria serve soprattutto per valutare che il cavallo stia lisando tutti. Li vedremo anche esibirsi nelle pariglie alla cittadina, rossa cittadina industriale. La giuria più avanti, ma grazie per la considerazione. Semina il ricco centro dell'Inter Cagliaritano, il costume maschile si nota la Cardone, San Basilio, Ignazio Lecca e Giorgia Di Virgilio. Uno scialle nero in saltigli di lana con ricamo floreale, di forma quadrata e ornato con delle frange. Dopo San Basilio, Antonio Meloni, con la sarda, la loro seconda partecipazione. No, in costume Coppia uguale. è una notazione, le bambine sono gemelle, ma abbiamo il numero Giulianova dove c'è, allora Franco abbiamo il numero 35 Una cosa che devo fare? che a seguire la coppia di casa, coppia numero 41 e Francesca Santa.
Oh ragazzi, divertiti. Vai, bravo, forza! Dai, sono in capo! Non mi braccia, già so Dici che sono in due, sono più di due perché ce ne sono molti nel parco di questi capelli rosa. Guarda, Non puoi passare. e ce la fai correndo, non si vede la quei signori. Io vedo questa cappella rossa, non tornare indietro. Poi la prova. Però se non si cose... Dove dovete andare? In fondo? Dove devi andare? In fondo? C'è il parco? E allora ti devi vedere da dietro. Tanto quella se la fuori, ma quello che sono, ti fa tornare indietro.
io ti veramente passare, poi te l'ho detto, quello lì se ne andare via. Partono da qui, signora. Le pariglie. Non ho scritto 50.000 Loro sono convinti che partono da lì. E qui arrivano e finito tutto. Invece è qui che partono. Penso che sì. Boh, e sta naviero. Quindi contento molto. Sì, come un po' di giocare di carriera Anche questo fa parte Tutto io su guardo. Nella rassegna qui Giulianova dovrà venire di nuovo in costume, non facciamo l'errore dello scorso anno quando qualche coppia si è presentata alla cerimonia di premiazione già in abiti borghesi, ed ecco mi pare che arrivi la prima coppia. Costume femminile che qui manca del tipico turbante rosso, che però è più tipico naturalmente delle occasioni di gala.
la gonna in panno rosso, larghe pieghe con una marcia inferiore di brocato giallo. Non partecipa alle rassegne, diciamo alle sfide a premi Marco Meloni, Sergio Melis, Fisio Cucu e Mauro Mocco. San Vito è legata soprattutto alle tradizioni del loro paese, dunque vedremo Sarra Madura, vedremo Della Ureca. I thought